Io non parlerò di allenamento di nessuno dei miei atleti, parlerò di un problema che ho riscontrato con tanti miei atleti e che si vede anche in giro per il resto del mondo. Atleti che da giovani fanno grandi risultati, che però sono tecnicamente acerbi, hanno strutture anatomiche da giovani, giustamente, che fanno prestazioni da grandi e che si infortunano purtroppo. Come facciamo a mantenere integro il nostro atleta? Allora io ho messo tanti punti di domanda in queste mie 4 slide, volevo anche il vostro parere, cioè non solo che parlo io. Abbiamo parlato tanto di tecnica, lavoriamo solo sulla tecnica, siamo tutti capaci di lavorare sulla tecnica, siamo tutti in grado, come diceva Michele, il modello è Carl Lewis e quello lì dobbiamo eseguirlo. Beh no, vabbè, però eseguiamo solo quella tipo di tecnica lì, oppure miglioriamo, come migliorare il livello tecnico e il livello funzionale senza creare scompensi. Gli scompensi possono essere a livello del core, che in questi ultimi tempi si parla tanto, però costability e via di seguito, però ci si infortuna sia a livello centrale, quindi a livello di articolazione lombare, sia a livello di caviglie, di ginocchia, quindi come compensare tutti i carichi che si danno ai ragazzini, ecco, sono tutte domande che mi vengono. Poi come mantenere la forza equilibrando le strutture passive del corpo? Noi facciamo degli squat anche a carico libero, siamo sicuri che i nostri tendini rotuli supportino sempre la forza che ha il nostro ragazzino? È giusta una specializzazione di settore, quindi fare i 100, i 200, i 400, o è preferibile la multilateralità delle prove multiple e per le femmine anche non solo da giovani ma anche da grandi, come a livello mondiale ci insegna la TIAM o ci insegna la Skippers e via. Ci basta seguire e correggere la parte tecnica, ci basta seguire e correggere la parte funzionale, ci basta seguire la progressione, la gradualità, l'alternanza dei mezzi che proponiamo, tutte le cose che abbiamo detto anche stasera. Ci basta organizzare e programmare nei minimi dettagli la periodizzazione? Oppure ci sono degli strumenti che ci possono aiutare? Io ho messo lì 5 cose che conosco io, e poi per stimolare anche poi il dibattito, che così cresciamo insieme. Sicuramente l'occhio tecnico, come diceva anche Vito 40, è importantissimo, l'andare a imparare da tecnici che ci stanno vicino, che sono più anziani di allenamento, è importante. Poi sono importanti le analisi video, il feedback magari immediato che hai con l'atleta, facendo vedere il video che hai fatto su di lui. Poi ci sono dei test importanti che però si devono fare con delle strumentazioni tipo test di equilibrio posturale, per vedere se le catene cinetiche sono tutte in equilibrio, test di equilibrio muscolare, lì ho messo l'FMS, l'isocinetica, la Redcord. A me vengono in mente per esempio sull'isocinetica ragazzi che continuano ad avere stessi infortuni sui flessori, sugli hamstring, e poi si nota la differenza massiccia fra la forza del quadricipite e la forza dei flessori. Questo riusciamo a valutarlo in campo o è sempre meglio avere qualcuno che ti valuta queste cose?
Test propriocettivi attraverso la Delos o altri metodi comunque che ti diano un feedback visivo. Test di corretto timing di attivazione neuromuscolare. Vabbè, qua sono degli esempi di test funzionali. Il timing, prima sentivo parlare di piedi, di glutei, cosa è che deve intervenire per prima? Nella catena posteriore interviene per prima il flessore e si strappa, se interviene per prima il gluteo magari mi tiene meglio il flessore. Quindi vi rimando tutti i miei dubbi, perché poi penso che anche voi abbiate avuto degli atleti che a un certo punto si sono fatti male. Poi per fortuna, come è successo a Daniele, anche a me è successo, fai 2 o 3 mesi di riequilibrio diverso da quello che è il campo e poi fanno il risultato.